Il Carnevale in Sardegna, noto anche come Saccarella e Nanti, è una celebrazione significativa e vibrante che si svolge in diverse città e paesi dell'isola. È un periodo festivo che precede la Quaresima ed è scandito da sfilate, costumi e maschere. Uno degli aspetti più notevoli del Carnevale in Sardegna è l'uso di maschere e costumi tradizionali, che variano a seconda della località. Ad esempio, nel comune di Mamoiada i Mamutones indossano maschere nere e pesanti pelli di montone, mentre ad Ottana i Boes indossano maschere di toro e campanacci. Oltre agli elaborati costumi, il Carnevale in Sardegna è caratterizzato anche da vivaci processioni per le strade, con musica e balli. I festeggiamenti culminano spesso con l'incendio di un grande fantoccio o effigie detto su componidori o su carasegare, che rappresenta la fine del periodo carnevalesco e l'inizio della Quaresima. Nel complesso, il Carnevale in Sardegna è un affascinante evento culturale che offre uno sguardo alla storia e alle tradizioni dell'isola. È un momento in cui la gente del posto e i visitatori possono riunirsi per godersi i festeggiamenti e sperimentare le usanze uniche di questa bellissima regione. Il Carnevale in Sardegna affonda le sue radici in antichi riti pagani che si celebravano per segnare la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Nel corso del tempo, queste tradizioni si sono fuse con le credenze cristiane e sono diventate una parte importante del patrimonio culturale dell'isola. Oggi il Carnevale si celebra in tutta la Sardegna, con molte città e paesi che ospitano i propri eventi unici. Oltre alle tradizionali processioni e maschere, il Carnevale in Sardegna prevede anche varie competizioni, come gare in costume e corse di cavalli. Anche il cibo e le bevande giocano un ruolo significativo nei festeggiamenti, con le prelibatezze della tradizione sarda come gli arancini, polpette di riso fritte, la fregula, palline di pasta di semola e i vini locali serviti durante i festeggiamenti. Una delle celebrazioni del Carnevale più famose in Sardegna si svolge nella città di Oristano, dove si tiene un evento di una settimana, con sfilate, spettacoli di strada e balli tradizionali. Il momento clou del Carnevale di Oristano è la Esartiglia, un torneo cavalleresco che risale al Medioevo, dove cavalieri in costumi tradizionali tentano di trafiggere un bersaglio a forma di stella con una spada mentre cavalcano al galoppo. Nel complesso, il Carnevale in Sardegna è una celebrazione colorata e gioiosa che mette in mostra la cultura e il patrimonio unici dell'isola. Che tu sia interessato alla storia, alle tradizioni o semplicemente a goderti un'atmosfera festosa, il Carnevale in Sardegna è un'esperienza da non perdere. Le maschere più famose del Carnevale di Mamoiada sono i Mamutones e gli Isoadores. I Mamutones indossano pelli di pecora nera, campanacci e maschere di legno intagliato e portano fasci di bastoncini mentre ballano per le strade. Gli Isoadores, invece, indossano maschere bianche e costumi colorati e inseguono i Mamutones per il paese. Le origini di queste maschere e costumi tradizionali sono avvolte nel mistero, ma si ritiene siano legate ad antichi riti pagani che celebravano la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Nel tempo queste tradizioni si sono fuse con le credenze cristiane e il Carnevale di Mamoiada è diventato una parte importante del patrimonio culturale della città. Oltre alle maschere e ai costumi tradizionali, il Carnevale di Mamoiada è caratterizzato anche da musica dal vivo, balli e feste, con prelibatezze locali come l'arrosto di maiale, i malloredus e i vini locali in offerta. I festeggiamenti durano tipicamente diversi giorni, con un gran finale caratterizzato dall'incendio di una grande fighe che rappresenta la fine della stagione carnevalesca. Nel complesso, il Carnevale di Mamoiada è una celebrazione affascinante e unica che offre uno sguardo al ricco patrimonio culturale della Sardegna.
Che tu sia interessato alla storia, alla tradizione o semplicemente al divertimento, le maschere colorate, le vivaci sfilate e l'atmosfera festosa del Carnevale di Mamoiada lasceranno sicuramente un'impressione duratura. Un altro aspetto singolare del Carnevale di Mamoiada è lo spettacolo Boes e Merdules, che si svolge la domenica di Carnevale. Si tratta della rievocazione di un'antica battaglia tra i Boes bestiame, Tei e Merdules uomini dalla maschera nera, con lo scopo di proteggere il bestiame dagli uomini che rappresentano gli spiriti maligni dell'inverno. Durante la rappresentazione i Boes sono rappresentati da giovani vestiti con pelli di vacca e corna, mentre i Merdules indossano maschere nere e portano bastoni di legno. I due gruppi ingaggiano una finta battaglia, con l'obiettivo di scacciare gli spiriti maligni e garantire un buon raccolto per l'anno a venire. Lo spettacolo dei Boes e Merdules è un aspetto unico e affascinante del Carnevale di Mamoiada, profondamente radicato nella storia e nelle tradizioni del paese. È solo uno dei tanti modi in cui il Carnevale in Sardegna celebra il passaggio dell'inverno e l'arrivo della primavera, e sottolinea l'importanza della comunità, della tradizione e del folklore nella regione. Il Carnevale, o il suo antico equivalente, si celebra in Sardegna da migliaia di anni. Le antiche culture dell'isola, come la civiltà nuragica, celebravano il cambio delle stagioni e lo scorrere del tempo con riti e feste che racchiudevano elementi simili all'odierno carnevale. In particolare, molte di queste antiche feste erano incentrate sull'idea di purificazione, rinnovamento e trionfo del bene sul male. Ciò si riflette nell'uso di maschere e costumi, usati per simboleggiare vari aspetti del mondo naturale, inclusi animali, spiriti ed esseri ultraterreni. Ad esempio, l'uso di maschere di animali durante il Carnevale è una tradizione che risale a tempi antichissimi in Sardegna. Queste maschere venivano indossate per invocare la forza e il potere dell'animale, nonché per allontanare gli spiriti maligni e proteggere dalle malattie e dalla sfortuna. Allo stesso modo, l'uso del fuoco e della luce durante il Carnevale è un'altra antica tradizione che può essere fatta risalire alle culture preistoriche dell'isola. Falò, torce e lanterne venivano usati per purificare l'aria e scacciare gli spiriti maligni, oltre che per celebrare il ritorno del sole e l'arrivo della primavera. Nel complesso, mentre le tradizioni e le usanze specifiche del Carnevale in Sardegna si sono evolute nel tempo, le radici del festival possono essere fatte risalire alle antiche culture che abitavano l'isola. Oggi, il Carnevale in Sardegna rimane una celebrazione vibrante e colorata del patrimonio culturale dell'isola e una testimonianza del potere duraturo della tradizione e della comunità.